Sì, siamo felici di essere arrivati alla fine di un percorso, che è un percorso che ci ha visto cambiare le norme comunali per poter adottare Taser, fare il corso per i nostri agenti, di cui 2 tra l'altro sono diventati istruttori appunto per riuscire poi a formare i nuovi che arriveranno, e devo dire è un investimento di 20.000 euro che però va a conclusione di una serie di investimenti che è partito 5 anni fa con il nuovo comando di polizia locale, che è uno dei più all'avanguardia della regione, tra l'altro un punto di riferimento per tutti, poi ha portato l'unità cinofila al cambio di tutti i mezzi e oggi all'utilizzo del Taser. Senta, è uno strumento anche discusso questo, non avete timori? No, penso che sia un grande deterrente, perché solo il fatto che si estragga il Taser, come diceva il comandante oggi, porta nel 90% dei casi al fatto che chi ti trovi davanti smette di compiere l'azione criminale, anzi per la paura che venga utilizzato il Taser contro di lui si fa ammanettare, si fa portare giustamente in comando. Ecco, lei ritiene che in questo momento sia necessario dotare la polizia locale di strumenti di questo tipo? Ma penso di sì, tra l'altro ricordo che il Taser nel momento in cui viene sganciato attiva la telecamera, per cui si riesce a vedere come viene utilizzato, ci sono tutti i protocolli, è un deterrente per chi vuole delinquere, ma è anche uno strumento a tutela dei nostri agenti, perché oggi più che mai dobbiamo pensare anche alla loro tutela personale, delle loro famiglie. Abbiamo visto quali sono tutti i dispositivi che hanno sulla cintura i nostri agenti, per cui si va dallo spray, si va all'utilizzo del bastone, si va alla pistola, al Taser. Penso oggi che siamo nelle condizioni migliori per cercare di garantire la loro sicurezza, perché ricordo che per noi viene prima la sicurezza dei nostri agenti. Okay. Sindaco, quali risultati vi aspettate e qual è la situazione attuale in termini di ordine pubblico e sicurezza a Conegliano? Ma direi che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto ottimi risultati, vediamo che i fatti criminosi sono diminuiti in maniera drastica, e questo è quello che volevamo ottenere. L'abbiamo ottenuto sia con tutti gli investimenti che abbiamo fatto sulla polizia locale, sia con la grande sinergia che abbiamo oggi con la compagnia dei carabinieri, la stazione dei carabinieri, con il commissariato di polizia, con la guardia di finanza, anche con i vigili del fuoco, veramente un esempio. E sono in programma altri investimenti in fatto di forze dell'ordine o comunque sicurezza per la città, o per il momento ci fermiamo qua? Ad oggi abbiamo investito quasi 1 milione di euro negli ultimi 5 anni, però con i comandanti stiamo valutando anche di cambiare gli ultimi mezzi che avevamo a disposizione. Ricordiamo che il comando non è più il comando di Conegliano, ma è quello del Coneglianese, perché abbiamo un'area vasta da controllare. I mezzi sono stati cambiati, sia macchine che motociclette, ma abbiamo ancora qualcosina da fare e ne investiremo nei prossimi mesi.